Ciao amici telespettatori, siamo nella rubrica dei cuori solitari e questa sera vi voglio presentare un ragazzo di Marsala. Ve lo presento subito. Tu ti chiami? Massimo. Quanti anni c'hai, Massimo? 30 anni. 30 anni e sei di Marsala? Sì. Ascoltami, tu praticamente cerchi la tua anima gemella? Certo. Come dovrebbe essere questa ragazza? Ma abbastanza simpatica e seria. Diciamo anche mora, bionda, non fa niente, è lo stesso per me. L'importante è che sia seria, perché io vengo già da un passato. Esatto. Che invece come aspetto fisico? Come dovrebbe essere? Snella, diciamo. Snella? Sì. Poi? Capelli? Capelli anche biondi, lunghi, non fa niente, anche moretta, non fa niente, lo stesso, occhi castani, lo stesso per me. Invece alta? Alta, io sono 1,75, 1,60, che sono 1,70, va bene? Tra l'1,60 e l'1,70. Sei più corta, la vuoi lo stesso? Ma non fa niente, l'importante è che è simpatica e mi piace anche a me. Va bene, ascoltami, tu nella vita cosa fai? Io faccio di tutto, si può dire che faccio il marinaio, faccio il fiorista, mi do da fare, va da vita. Sai fare diversi mestieri? Tutto tipo di mestiere. Mentre quali sono i tuoi hobby? I miei hobby in particolare sono appassionato di macchine e ho la moto pure, c'ho una bella moto che ho comprato. La musica ti piace ascoltarla? Sì, soprattutto la discoteca e le canzoni quelli bellissime di Madonna, tutte queste canzoni qua. Vabbè, bene amiche telespettatrici, abbiamo conosciuto Massimo, 30 anni di Marsala. Per le ragazze che fossero interessate a Massimo, che naturalmente ora si leverà gli occhiali per far vedere il suo sguardo. Certo, ci Ok. Per le ragazze che fossero interessate a Massimo possono chiamare direttamente il suo numero telefonico che vedete in sovraimpressione. Ok? Un'altra cosa Massimo, so anche che tu insomma sai fare l'imitatore, giusto? Che cosa sì, la so fare. E ora diciamo tu praticamente hai intenzione di esibirti in onore di queste ragazze che magari ti chiameranno, giusto? Certo, sono qua Va per bene. questo. Io praticamente mi sono preparato un foglio di quello che mi hai detto tu, con scritti i personaggi e gli animali che tu ci dovresti imitare, giusto? Più o meno. Cominciamo con i personaggi? Sì. Ok. Allora, imita Fantozzi. E allora? Ah, come mano lei? Ah, signora? Ah, ma dai, ma come mano lei? Pina. Va bene così. Bello. Franco Franchi. Allora, un secondo solo e posso dire. Fai con comodo. Sì, grazie. Ciccio, che c'è Franco? A schifio finì, andiamoci qua a casa, bene ci ammazzano. Ciccio, a schifio finì, andiamocene. Scappa presto Ciccio. Stai calmo, non ti preoccupare. Basta così. Questo era Franco Franchi, quando era più giovane molto probabilmente. Vabbè, Ivan Drago. Io ti spiezzo in due, sono Ivan Drago. Poi, fortunatamente c'è Balboa, no? Che gli Lo dice, dice. provaci. Basta così. Ora abbiamo il gatto Silvestro. Un po' difficile, però me la so cavare. Sono Gatto Silvestro. Ciao ragazzi, come state? Sono Gatto Silvestro. E basta. Vabbè. Passiamo ora all'imitazione degli animali. Facciamo il cane pastore tedesco. Il gatto. Miau, 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 miau. Il piccione viaggiatore. Gu gu, gu gu. So fare solo questo. Il cavallo. È un poco. Non so fare più. Gatti che litigano. Non so fare più. Cane che piange. Un cane arrabbiato. Chi è arrabbiato? Un cane contento. Un gatto arrapato. Arrabbiato che significa? Eccitato. Una gatta arrapata. Miau, miau, miau.
Allora, una discussione fra cani. Avevano molte cose da discutere. Diciamo. Va bene. Ora facciamo un piccione normale, non viaggiatore questa volta. Male come però. Un piccione normale, senza viaggiatore. Mentre quello viaggiatore si sforza di più, Certo, quindi perché la voce viaggia. scende. Va bene, ora facciamo un cane Shih Tzu, Che significa scisso? piccolo piccolo. Bravo, complimenti. Le imitazioni sono simpatiche, carine. Va bene, so pure che sai raccontare le barzellette? Va bene, allora comincia a raccontare una bella barzelletta. Ti raccomando, facci ridere, giusto? Le barzellette sono fatte per ridere, Sono giusto? venuto qua perché te l'ho detto già, c'ho una sfida con mio cognato, per questo. Non ci voleva credere che io venivo qua, per questo. E invece ora E sono ci venuto, sei. e ci credo. Va bene, allora comincia con la prima. E allora c'era un vecchietto, no? Allora questo vecchietto giustamente aveva una bicicletta, no? E questo vecchietto doveva andare a prendere la pensione, no? Allora, siccome questo vecchietto si trovava, diciamo, a Salemi e doveva andare a fare 2 passi verso Marsala, che so così, a prendere la pensione, ed era con la bicicletta. Siccome c'erano pure 2 coppie di sposini, no? Che erano in luna di miele, allora questo si è partito con la bicicletta e è andato giustamente a prendere la pensione, no? Appena arrivato davanti la posta, no? Dov'è che era lui? Ha messo la bici dietro il muretto ed è entrato a prendere la pensione. Allora quando è entrato là dentro gli fa: scusi, gentilmente sono qua perché devo prendere la pensione. Dice: sì, non ci sono problemi. Allora ha preso la pensione, tutto a posto. E giustamente questo, uscendo fuori dall'entrata della posta, non trova più la bici. Dice: ma come faccio ora qua, come me ne vado io? Allora giustamente era un vecchietto ed era buio già. Dice: me ne vado a piedi. Ma mentre che camminava così a piedi vede hotel scritto. Giustamente lui è entrato e c'era il titolare e voleva tipo una camera, no? Per passare la notte là. Allora quando è arrivato, giustamente mi viene da ridere perché vedo, quando è arrivato là dentro, no? Dice: gentilmente mi dà una camera perché ho bisogno di una camera perché non so dove passare la notte. Dice: siccome mi hanno rubato la bici. Dice: va bene, dice, non ci sono problemi, solo che sono tutte prenotate. Ci fa quello al signore, al vecchietto, va. Dice: siccome dice, erano prenotate le stanze, gliene do una, però l'importante è che quando viene la coppia, quella che erano sposine, giustamente erano a luna di miele, dice, io subito gli telefono e lei si nasconde. Dice: va bene. E allora subito lui è salito, si è fatto la doccia, tutto. Mentre sono arrivati quelli, giustamente volevano la camera perché erano in viaggio di nozze e dovevano fare, giustamente, Dovevano fare footing. certo, la prima notte. Allora quello gli fa, subito gli telefona e gli fa: senta, dice, si nasconde perché sono arrivati. Dice: va bene, dice. Subito quelli sono saliti, lui si è nascosto sotto il letto. Allora giustamente la prima sera che fanno? Gli sposini giustamente a letto, subito, a volo, puff dal letto. Allora la donna gli fa al marito, dice: vedo le stelle. Risponde il marito, dice: vedo, dice, il sole. Poi risponde di nuovo la moglie, dice: vedo tutto il mondo. Dice: vedi se vede pure la mia bicicletta. Gli fa quello di sotto, capito? Bella, carina. Vabbè, passiamo un'altra? Sì, va bene. Ok. Allora c'era una volta Pierino, no? Allora Pierino era a casa e sua mamma gli fa, dice: Pieri, mi fai un favore? Dice: che c'è, Pieri? Mamma, dice: vai a comprare lo spirito, dice, che ci serve, va, per pulire i vetri. Dice: va bene. E si parte giustamente e va e compra lo spirito. Giustamente Pierino stava ritornando a casa. Quando stava ritornando a casa ha visto la chiesa, no? E si è fermato, c'era il portone aperto ed è subito entrato là dentro e ha nascosto lo spirito dietro la porta. Ed erano tutti giustamente che pregavano là dentro. Allora c'era il prete e gli fa: Pierino, senti, gentilmente fai il nome della croce, va? Come si fa in chiesa. Dice: sì. Dice: allora dai Pierino, fallo. E gli fa in nome del Padre e Figlio Santo. Gli fa il prete a Pierino: Pierino, è lo spirito, di nuovo farlo. E lui di nuovo in nome del Padre, Figlio Santo. Pierino, è lo spirito. Dice: la rea poeta ce la cattava a mia madre. Dice: chi ci stava puttando su vuole. Carina pure questa. Va bene, complimenti.
Va bene, bene amici, abbiamo visto l'esibizione di Massimo, 30 anni, di Marsala. Per le ragazze, ripeto, che fossero interessate a conoscere a Massimo, possono chiamare direttamente al suo numero telefonico che vedete in sovraimpressione. Un simpaticissimo personaggio di Marsala, per cui telefonate perché Massimo è qui che aspetta, ok? Certo, ma ci mancherebbe. Ciao da Alberto e ciao anche da Massimo. Ciao amici, a dopo. Ciao. Oh yeah.